E rieccoci insieme cari telespettatori, consueto momento di approfondimento con lo speech GL del Veneto, Renato Bressan, segretario è qui con noi. Noi questa volta parliamo di fusione di comuni. Alcuni comuni del Veneto hanno deciso di fondersi, altri invece resteranno come prima. Ma questo voto, questa opinione che è stata manifestata, che cosa va a cambiare? Come va a incidere nelle vite delle popolazioni locali, nelle vite stesse dei comuni? Sentiamo appunto il punto della situazione con il segretario. Sì, domenica scorsa c'è stato un voto importante, 26 comuni hanno chiesto ai propri abitanti di potersi fondere tra loro per dar vita a 10 nuovi comuni nel Veneto. In realtà 13 elettori, diciamo, di questi comuni hanno votato a favore, altri 13 comuni invece hanno votato contro, quindi va rispettata intanto, come dire, la volontà degli elettori, quindi è chiaro che laddove gli elettori hanno detto di no, probabilmente avevano delle ragioni per le quali bisognerebbe magari indagare anche meglio e quindi magari avere anche un confronto, diciamo, un po' più serrato con i cittadini per capire le ragioni del no. Ma stando, come dire, invece ai nuovi comuni che si sono fusi, uno sta nella provincia di Belluno, che è Borgo Valbelluna, mette assieme 3 comuni importanti di quel territorio, 3 nuovi comuni nascono nella provincia di Vicenza, su cinque fusioni 3 sono riuscite e 2 non sono riuscite, e l'altro riguarda la provincia di Treviso con Crespano e Paderno che si sono fusi assieme. Padova ne aveva 2, non sono riuscite, e Rovigo ne aveva una con Frassinelle e Polesella che non è riuscita neanche quella. Quindi diciamo è stata una sorta di 50-50, 50%. Cosa succede oggi? Cambia un po' la geografia, diciamo, del Veneto. Quindi spariscono un po' di comuni, ne nascono 5 di nuovi, cominceremo una storia nuova, ma in realtà, come abbiamo visto anche nelle esperienze precedenti dei nuovi comuni che sono nati in questi anni, diciamo che intanto le tradizioni, quelle che sono, come dire, tutta quella parte che spesso i cittadini hanno paura di perdere, in realtà quelle si mantengono, nel senso che io dico sempre, guardate, non è un sindaco che mantiene vive le tradizioni di un paese, cioè il mondo dell'associazionismo, del volontariato, le pro loco, sono loro che mantengono vive, come dire, le tradizioni paesane. E se un comune ha qualche risorsa in più è più facile, come dire, che queste vivano anche meglio, nel senso che spesso sappiamo che quando i comuni cominciano ad avere bilanci più magri, le prime voci che vanno a tagliare sono proprio le voci legate, come dire, al mondo dell'associazionismo, della cultura, eccetera. Quindi invece questi comuni che adesso si fonderanno avranno un po' di risorse in più. Quante risorse in più? Beh, parecchie risorse in più. Ecco, dato questo è bene sottolineare. Allora, innanzitutto c'è una fusione per un'economia di spesa, di scala, delle amministrazioni congiunte, bilanci congiunti, insomma fare le cose un po' insieme, quelle che sono le espletazioni burocratiche ordinarie e quindi vantaggi. La paura era legata al perdere l'identità sostanzialmente e perdere anche una valenza che è più che simbolica, quindi quella del sindaco che rappresenta un territorio. A fronte però, questo è tutto da discutere, vedere se poi il sindaco può o non può rappresentare validamente entrambi i territori, tutti e tre, eccetera, visto che sono limitrofi e analoghi, a fronte appunto però di tanti soldini in più. Sì, sono tanti soldi in più, abbiamo nei giorni scorsi anche inviato a tutti i territori esattamente fino al centesimo quanti soldi avrebbero ricevuto questi comuni nel caso si fossero fusi, quindi quelli che si fondono complessivamente abbiamo calcolato sono circa 57 milioni di euro che riceveranno, ovviamente dipende in questo caso dai trasferimenti che avevano avuto nel 2010, si fa il calcolo del 60% attuale, verranno spalmate per 10 anni. Poi c'è una quota che ricevono dalla Regione Veneto, durerà 3 anni, è molto meno, ma insomma sono circa più di 2 milioni e mezzo che ricevono anche dalla Regione Veneto come incentivo proprio alla fusione. Cosa si può fare con queste risorse? In parte, soprattutto nella parte corrente, noi diciamo, dei bilanci comunali, questi devono servire primo per armonizzare i tributi e la parte tariffaria, perché è giusto che se i cittadini di un nuovo comune ricevono un servizio da quell'ente locale, è giusto che tutti contribuiscano in maniera uguale. Questi comuni, ovviamente avendo avuto la loro storia, avevano tariffe differenziate, tributi differenziati,
Adesso è necessario armonizzare quei tributi e quelle tariffe. Spesso i sindaci si lamentavano negli anni scorsi che c'era, siccome il blocco della parte tributaria, non potevano armonizzare. Bene, bisogna sapere che dal 2018, con la legge di bilancio 2018, quella che è in vigore attualmente, è stata sbloccata questa situazione. Siamo andati in deroga, quindi è possibile benissimo armonizzare a invarianza di gettito quelli che sono la parte tributaria e tariffaria. Quindi questo problema non c'è più, è stato risolto. Quello che si può fare inoltre, che diciamo sempre, è guardate, cerchiamo di valutare assieme attraverso la negoziazione sociale la possibilità di aumentare le esenzioni fiscali per l'addizionale IRPEF, per la Tari laddove è possibile fare pagare per le famiglie numerose, per cercare di fare in modo, come dire, di alleggerire anche quello che sono la compartecipazione ai servizi, quindi utilizziamo l'ISE nel caso, cerchiamo di alzare un po' le asticelle, cioè ne abbiamo di risorse per fare delle cose buone e giuste, perché alla fine scopo ultimo di una fusione è quello di avere non solo delle risorse in più, ma di dare servizi maggiori ai cittadini e aiutare quelle fasce più deboli che ad esempio abbiamo visto, abbiamo circa il 23-24% di popolazione anziana in questi comuni e spesso anche con redditi da pensione molto molto bassi. Ecco, allora cerchiamo di utilizzare in parte, se non in tutto, queste risorse proprio per favorire un'erogazione di servizi maggiore, più efficiente, ma anche per dare una boccata d'ossigeno a quelli che effettivamente hanno maggiori difficoltà. Infine, i risparmi veri alla fine saranno dedicati alla parte istituzionale, dove, insomma, questo è facile capirlo, è un immediato risparmio che si ha, non avremo più 3 sindaci laddove si è fatto, come dire, un comune unico dopo che prima ce n'erano 3, quindi ne avremo un sindaco da pagare, avremo un consiglio comunale da pagare, non 3 consigli comunali e via discorrendo, quindi tutti i risparmi che ci sono nell'immediato. Nel tempo avremo degli altri risparmi, come abbiamo visto per esperienza, e sono legati, come dire, a quello che viene chiamata la cosiddetta massa critica, cioè quando tu fai massa critica puoi fare economia di scala, cioè i costi fissi sull'erogazione dei servizi vengono spalmati su un numero maggiore di abitanti e quindi si abbassa il costo. Infine c'è un risparmio, e questo lo vedremo anche questo un po' più avanti, man mano che vengono riorganizzati gli uffici di un comune è del tutto evidente che si può anche lì risparmiare non solo sul personale quando va in quiescenza, ma anche, come dire, nella vera e propria riorganizzazione dell'architettura istituzionale di quel comune. I comitati del no su che cosa hanno fatto pressione in modo particolare, dove non c'è stata la fusione, che cosa ha vinto? Ma è chiaro che i comitati del no fanno la loro parte, hanno le loro legittime ragioni che vengono espresse, e poi come sempre, come diciamo, è il popolo che alla fine decide. Quindi io penso che laddove non si è fatto, come dire, adesso certamente immediatamente non si può rimettere in campo un referendum, bisogna rispettare la volontà, come dire, dei cittadini, tra qualche anno, casomai, si rifà un altro ragionamento, però dal punto di vista, come dire, dei comuni, soprattutto nel Veneto, adesso ne abbiamo qualcuno di meno rispetto ai 571 di prima, però bisogna sapere, insomma, noi abbiamo una media dimensionale abitativa dei comuni molto bassa e i comuni sono stati taglieggiati fortemente in questi anni. Quei comuni che abbiamo visto che adesso, come dire, si sono fusi, ricevevano nel 2010 9 milioni di euro complessivi dallo Stato, trasferimenti statali. Nel 2018 ne hanno ricevuti 4, cioè sono stati più che dimezzati, ma questa è la storia di tutti i comuni del nord, della nostra regione, eccetera. Noi dobbiamo trovare forme e modalità di aggregazione, messa in associazione dei servizi, ma soprattutto anche modalità di nuovi trasferimenti statali e regionali per far vivere i nostri comuni, se no altrimenti soffocano, non ce la fanno, questo bisogna saperlo. Il rischio è che se non si fa questo un comune non può fare altro che aumentare la pressione tributaria se vuole mantenere un minimo di livello di erogazione dei servizi sociali. Quindi con la fusione si andrebbe ad arginare la pressione tributaria sostanzialmente, contrariamente a quanti temono invece il contrario.
Sì, si va ad arginare quella che è la pressione tributaria, la si può alleggerire, ma ripeto, soprattutto si può erogare nuovi servizi ai cittadini in maniera più efficiente. Del resto, con una popolazione che diventa sempre più anziana, facciamo sempre meno figli, bisogna introdurre nuove politiche legate alla genitorialità e anche politiche dedicate, come dire, agli anziani, in particolar modo quando subentra la fase della cronicità, cioè dei grandi anziani, eccetera. Sono costi altissimi e spesso i comuni per davvero non ce la fanno. Allora, ripeto, bisogna trovare forme e modalità per reggere nel tempo. Purtroppo servono risorse, senza risorse le politiche non si fanno. Quella è una modalità, però, ripeto, va rispettato quello che è il volere finale dei cittadini. E il ruolo del sindacato pensionati in questo caso, dov'è? Il ruolo del sindacato dei pensionati è quello adesso di negoziare con i comuni, come facciamo in tutte le nostre province con i comuni, negoziare perché da qui a qualche tempo, dopo la fase di commissariamento, appena ci saranno le amministrative, quindi si faranno le liste in questi nuovi comuni, verranno eletti i nuovi sindaci, bisogna, ripeto, che assieme con loro contribuiamo a formulare quella che è la nuova architettura tributaria, tariffaria, di servizi erogati, eccetera. Cioè si comincia una nuova storia. Quindi lo diciamo ai nuovi sindaci che saranno, ai nuovi consigli comunali, ci sono anche i corpi intermedi che possono dare un contributo importante per la realizzazione di questo nuovo libro in questi nuovi comuni. Renato Bressan, grazie mille di questo aggiornamento, di questo quadro molto preciso e con questo noi chiudiamo anche questo capitolo. Vi lascio alla pubblicità e dopo riprendiamo la nostra trasmissione di approfondimento.